Ed eccoci qua con la seconda parte di Res Publica, Sicilia chiama Europa. Trattiamo adesso un argomento assolutamente culturale, storico, anche diciamo piccante, interessante da diversi punti di vista. Faccio una domanda che estrapolo da questo libro che tra poco vi vado a presentare. E vi chiedo, come immaginereste il mondo visto con gli occhi dei carnefici siciliani dell'Ottocento? Già, perché noi in questo spazio televisivo adesso parleremo dei boia siciliani, ma ne parleremo affrontando l'argomento da diverse angolature, da diverse sfaccettature, soprattutto cercando di vedere appunto attraverso gli occhi dei boia, gli occhi dei carnefici, come vivevano e come vedevano la società siciliana dell'Ottocento. È una domanda che si è posto e alla quale, spulciando documenti storici appunto, e archivi, come è suo solito, si è posta questa domanda Salvatore Mugno, che è qui in studio con me, grazie per essere qua, scrittore, storico, una mente fervida che racconta il nostro territorio e non solo da diversi punti di vista e che ormai con questa sua seconda fatica letteraria, come realmente si può dire, tratta l'argomento dei carnefici. L'anteprima di questo libro fu un altro libro che lui ha fra le mani, che si intitola Decollati. Questo invece è l'ultimo lavoro, I carnefici di Sicilia, chi erano e come vivevano i boia nell'Ottocento. Questa copia già con tutte le spunte significa che è abbastanza vissuta e molto utile da consultare. Io gliela do perché vado subito a chiedergli appunto, e visto che parliamo di Sicilia, la domanda gliela faccio pure in siciliano, dico ma come ti speccia di andare ad analizzare la vita dei boia, Salvatore? Ti rispondo in siciliano, perché ho collocato pure un proverbio siciliano nella parte introduttiva, in cui si dice l'umeglio amico ti fa l'uboia. Esattamente. E quindi, cioè, voglio dire, proprio in tema, cioè questa cosa del boia rientra proprio anche nella nostra cultura popolare, cioè alla fine... e che ci lascia molto da pensare sul tema dell'amicizia, peraltro anche in Sicilia, no? Perché se noi pensiamo, questo proverbio è diffuso in varie parti della Sicilia, che poi alla fine quello che tu consideri il tuo migliore amico sarà il tuo boia, la dice lunga sul nostro modo di pensare e di essere anche. Quindi diciamo, partendo anche dal boia, possiamo muoverci su varie direzioni. È però una specie di rivalutazione, non so quanto positiva, della figura del boia. Alla fine, diciamo, purtroppo era un lavoro, quindi anche se doveva decapitare il suo migliore amico era costretto a farlo, Era costretto per a farlo, lavoro, no? certo. Per esempio, lo rivaluti il boia in queste due... Sì, per esempio Sanson fu costretto a Parigi a decapitare il re Luigi XVI, che aveva incontrato più volte, eccetera. Certo, era un lavoro. Sì, possiamo dire così, tirando una somma all'inizio, facciamo capovolgendo le cose, certo. Che alla fine questi carnefici non sono i peggiori carnefici che esistono, se possiamo dire, cioè non è un libro contro i carnefici, contro i boia, per dire vedete questi sono i cattivi e noi siamo i buoni, perché spesso quelli veri cattivi sono altri. Esattamente. Queste erano persone che svolgevano questo appunto lavoro per necessità e spesso anche in maniera quasi obbligata. Ho trovato per esempio uno di questi boia che si chiamava Pietro Romeo, che nel 1823 fu obbligato, proprio letteralmente c'è scritto obbligato, a decapitare alcune persone perché non c'erano altri. Lui insomma aveva dato una minima disponibilità anche per ragioni economiche e quindi fu utilizzato alcune volte. Naturalmente non era per niente contento di fare questo tipo di lavoro, quindi magari quello che noi pensiamo di solito, pensiamo ai boia come delle persone venali e crudeli e propense al male, insomma a qualche forma di sadismo. Non sempre è così. Poi naturalmente, probabilmente come in tutti i lavori, anche il peggiore ci si abitua. E quindi c'è gente perché tra i boia di cui io mi sono occupato, che ho individuato, perché questi sono tutti materiali inediti. Intanto scusa, Salvatore, stanno facendo trascorrere dalla regia le immagini della ghigliottina che abbiamo appunto in bella mostra, nel vero senso della parola, al Museo Agostino Pepoli a Trapani. Uno degli ultimi reperti, funzionante tra l'altro, assolutamente, quindi occhio. Si potrebbe riattivare. Beh, questo è anche di questo, tra l'altro nel libro Decollati metti in copertina infatti, proprio quella ghigliottina che stiamo vedendo. Prego, continua. Sì, perché queste ricerche partono proprio dalla curiosità rispetto a questa ghigliottina che, come tutti noi abbiamo visto lì per decenni, anzi per secoli, diciamo per più di un secolo, perché è stata collocata lì all'inizio del Novecento
dal conte Agostino Sieri Pepoli, e però non era stata mai studiata. Ogni tanto qualche studioso intellettuale veniva a Trapani, soprattutto Vincenzo Console, e scriveva un articolo sull'Unità o un articolo sul Corriere della Sera o ne parlava nei suoi libri, però faceva tutta una serie di supposizioni non suffragate da ricerche. E quindi spesso insomma, erano delle considerazioni appassionate ma poco fondate, perché anche i grandi studiosi, i grandi autori hanno bisogno di studiare per dire delle cose fondate. Per cui, e sono partito da lì perché mi sono chiesto tante volte, ma questa ghigliottina è stata mai utilizzata? E chi è stato decapitato? Quando? Per quali motivi? In quali anni? E i mafiosi venivano decapitati? E che gente veniva decapitata? Insomma, anni e anni di ricerche nell'archivio di Stato di Trapani e di Palermo, e ho messo insieme 2 volumi in questa prima fase che sono usciti nel 2019 e che si intitolano Decollati, storie di ghigliottinati in Sicilia e sentenze di ghigliottinati in Sicilia, perché abbiamo raccolto anche le sentenze di questi casi. Abbiamo individuato decine di casi di persone che sono state decapitate. E naturalmente durante questa lunga ricerca, appassionante ricerca, che poi include nel libro una parte saggistica, una parte storica e una parte narrativa, perché queste storie le ho riscritte, quindi sono state riscritte 24 storie, e quindi varie tipologie di cose, e mi sono imbattuto via via anche nei boia, e quindi trovavo un boia qua, una notizia là, una scheda lì, tutti materiali veramente frammentari, dispersi, soprattutto a Palermo, perché poi il vizietto si è allargato, il mio vizietto, perché è un vizietto diciamo relativamente recente questo dell'archivio, saranno 7-8 anni adesso, però è un vizietto come tutti i vizietti, quando uno se lo prende che ti appaga, è difficile toglierlo. Ma meno male, diciamo, da questo punto di vista è un buon certo, vizio. ci sono vizi peggiori. Assolutamente, è un buonissimo vizio, spero che tu non lo perda. E quindi da lì, allora, sta cosa dei carnefici mi ha incuriosito, anche perché sia per quanto riguarda la ghigliottina e la storia della ghigliottina in Sicilia, perché io sono partita da quella di Trapani perché è l'unica che esiste in Italia integra. Ho trovato dei frammenti nel museo di Roma, museo sulla criminalità, e poi c'è un frammento a Caltanissetta di una ghigliottina simile a quella nostra. E tutto questo e altre notizie mi sono servite per ricostruire diciamo, anche un po' la storia e i movimenti di questa ghigliottina. Ma questa, diciamo, la nostra è quella completa, è quella insomma, da cui mi sono prevalente mosso. E da lì insomma, poi mi sono portato sui carnefici, ho raccolto queste notizie e alla fine insomma, facendo un grande sforzo di assemblamento e di assemblaggio di queste notizie è venuto fuori questo libro che insomma, ha una sua struttura, che contiene tante notizie su questi personaggi. Quindi sono riuscito a individuare... Tu racconti in quest'ultimo libro, appunto, come vivevano i boia di Sicilia nell'Ottocento, anche la parte intima, privata dei boia che sei riuscito a decifrare, insomma. Sì. Accenna qualcosa. Sì, io ho individuato quasi tutti i boia... Non dico che c'è una parte romantica, ma certamente umana, no? Sì. Nella figura del boia. Sì, perché anche i boia ovviamente avevano famiglia e quindi avevano, per esempio, c'è un boia che si vuole sposare e quindi chiede di poter fare accedere la propria concubina nel carcere e naturalmente non gli viene concesso. Peraltro questo boia si sposa con la vedova di un altro boia, di tale Carmelo Sottile, che era morto nel 1937 con il colera, insieme all'altro suo collaboratore, perché i boia si muovevano a 2 a 2, la legge prevedeva che ci fosse un boia titolare e un boia aiutante. Quindi nel 1937 col colera morirono il boia di Gaetano e questo Sottile. Nel 1851 trovo che la moglie di Sottile si sposa con un altro boia in Pellizzeri. E quindi questo insomma anche per capire come si muovevano queste cose, perché naturalmente la donna di un boia difficilmente trovava un marito insomma, in altri ambiti. Questo per esempio è una curiosità. Un altro boia, per esempio Musso, aveva l'amante e quindi la moglie scrive al procuratore del re, all'intendente, insomma alle autorità, alla polizia, per dire guardate che questo ci fa morire di fame, quindi, e indica il nome dell'amante che si chiamava Pipia. Quindi questa donna sottrae il nostro marito, insomma, i miei 3 figli, eccetera, eccetera. E quindi vengono a galla anche questi aspetti, diciamo, della loro vita proprio privata, familiare. E poi naturalmente aspetti anche della vita economica, perché questi guadagnavano pochissimo.
Ah, sì? La paga era prevista in 8 ducati per il titolare e in 6 ducati per l'aiutante. E facevano Che- solo il che ho boia di ca- professione. Facevano solo il boia, sì, che ho calcolato più o meno un ducato doveva essere intorno a 20-25 euro odierni, quindi questi qua guadagnavano 150-180 euro A al decapitazione. Ah, mese. al mese proprio. Forse poi avevano degli emolumenti per ogni missione particolare quando andavano fuori sede, ma facevano la fame. Infatti ho trovato una caterva di lettere in cui loro chiedono di avere aumentato il soldo, la paga, perché non riescono a vivere e a mantenere la famiglia. Cioè venivano trattati male, molto male. Venivano trattati male dall'amministrazione della giustizia perché li pagava malissimo. Pensa che la loro paga, questa di 8 ducati e 6 ducati, era stata stabilita nel 1809, poi era stata confermata nel 1817 con una circolare, poi era stata di nuovo confermata con un regolamento nel 1826 e nel 1850 era sempre 8 ducati e 6 ducati, cioè allucinante, cioè bloccato, cioè questi qua non dovevano, e quindi chiedevano continuamente. Era una punizione praticamente, Sì, fondamentalmente. Cioè, poi erano trattati male anche dai propri compagni perché venivano scelti solitamente tra i detenuti e quindi questi erano chiaramente visti molto, come dire, con attenzione, con diffidenza perché quindi malvisti dalla malvisti popolazione, dalla popolazione, malvisti dagli stessi compagni di cella perché erano compagni di appunto cella perché avevano paura che traditori, facessero, malvisti dallo malvisti Stato. anche fuori da lì quando uscivano o Cioè, personalmente. meglio essere un untore a questo punto piuttosto Sì, che un boia perché praticamente. Cioè. per esempio le loro polizze di pagamento gli davano all'inizio delle polizze che poi dovevano essere scontate, scambiate in banca, ma gli impiegati si rifiutavano di scambiarle e quindi ho trovato dei documenti dove si dice che l'espensione era difficile, cioè la spesa di questi documenti, perché gli impiegati quando arrivavano queste cose capivano, sapevano che erano deboli, dicevano no, non abbiamo soldi liquidi. E quindi i secondini che andavano lì a portare queste cose non potevano neanche cambiarle e quindi poi si è chiesto di dare direttamente del contante tramite il direttore delle carceri. Insomma, c'è una vita proprio molto brutta. Cioè, alcuni stavano poco tempo, 3-4 anni, ma ce ne sono alcuni, ne ho individuato alcuni, appunto come questo qua di Gaetano Sottile, che sono rimasti per 15 anni, 13 anni. E In poi servizio. in servizio. E uno di Catania, Garzia, che è stato per 20 anni. Perché questi boia, bisogna dire, erano collocati in 3 grandi città, cioè a Trapani non avevamo boia, neanche a Caltanissetta, Agrigento, Enna, eccetera. Sono 3 le grandi città, chiaramente Palermo, Messina e Catania. Quindi lì ci sono i boia che si muovono poi nelle altre città. Quindi quelli che venivano a decapitare o a impiccare nella nostra terra, per esempio nella nostra provincia, venivano da Palermo. Quindi non ci sono boia, quindi potete stare tranquilli tutti quanti che non ci sarà un vostro antenato, cioè magari c'è un mio bisnonno che trovo che era un boia, non dovrebbe. Quindi Ok. dico per quelli di. Ah, A no, meno perché- che poi magari non si spostasse, perché però di solito diciamo, venivano presi insomma, in questa maniera. E quindi ho ricostruito quasi l'intero organigramma dei boia di Palermo e ne ho trovati 11, quindi praticamente dall'inizio del Regno delle Due Sicilie, 1816, fino praticamente poi a parte del Regno d'Italia, quando poi appunto negli anni 70 le esecuzioni non vengono più fatte, perché cominciano un po' a ripugnare anche a loro, anche all'amministrazione dello Stato, e poi cessano del tutto nel 1889 con il codice Zanardelli che abolisce la pena di morte. Quindi questo è l'arco in cui io mi muovo. Tutta questa cosa è molto interessante naturalmente perché si vede come funziona la giustizia e con quanti problemi. Cioè, pensate per esempio che accadevano per esempio delle cose anche obbrobriose proprio sul piano pratico, tecnico, cioè persone che rimanevano con la testa attaccata durante la decapitazione, che quindi bisognava intervenire e rifinire il lavoro col coltello. E capitava spesso, e non era una cosa simpatica, capitò a Messina con un tale che si chiamava Giuseppe Majorana, capitò anche a Siracusa con un tale che si chiamava Tiralongo, che poi il nome proprio si presta al nomen omen, o soldisti, Certo, perché questo certo, cavalino è rimasto là, manco nella morte ha potuto, come dire, ha potuto farla viverla, ha potuto sopportarla in maniera veloce. Anche la morte è stata per lui un supplizio nel supplizio e quindi poi c'era chiaramente questo rito orripilante di mostrare pure la testa, quindi bisognava finire questa cosa e mostrare la testa perché il popolo poi godeva di fronte a queste cose. Per esempio sono state decapitate anche alcune donne, pochissime. Ce ne sono donne condannate a morte, diverse decine ne ho trovate, un po' qua, un po' là, in tutta la Sicilia, ma giustiziate pochissime. Ne ho individuate 4 con certezza,
3 sono della provincia di Messina e una della provincia di Palermo. E per esempio mi viene in mente una, Francesca Paratore, poverina, che era terrorizzata all'idea di chiaramente andare davanti alla ghigliottina, perché potete immaginare cosa può scatenare di paura, di terrore nella testa di una persona. O ti viene un blocco assoluto e quindi tu proprio non riesci a pensare, oppure ti viene un terrore chiaramente incontrollabile. Questa non voleva neanche uscire dalla cappella dove era stata custodita, diciamo, negli ultimi giorni per gli esercizi spirituali preparatori, perché voleva essere bendata per poter andare fino verso la ghigliottina, e quindi insomma, per convincerla ad uscire ci fu un bel po' di parapiglia. Il procuratore generale del re non recedeva, non voleva consentirle di mettersi le bende, quindi lei insisteva, gli ecclesiastici che facevano da intermediari, alla fine insomma, hanno deciso di farla uscire e soltanto nell'ultimo tratto gli avrebbero consentito di mettere la benda, e quindi lei alla fine nell'ultimo tratto si mette la benda, ma il popolo, ritornando al discorso del popolo, fece delle manifestazioni di disappunto, perché voleva vederla soffrire fino alla fine, perché queste esecuzioni venivano realizzate con anche degli strumenti, diciamo, di pubblico esempio, quindi a seconda della gravità della pena. Ecco, e dico, quale pena c'era macchiata questa In questo caso povera lei si era donna? macchiata Mi di fa una pena matricidio, sentire questa storia, io di magari era una feroce assassina e criminale. Sì, dico, sì, però in genere sono autori di un solo omicidio, o della madre o del marito, insomma, questi erano gli omicidi, non erano stragisti, diciamo, ma bastava quello, perché poi i criminali peggiori venivano più che altro fucilati o impiccati, quindi anche la ghigliottina veniva utilizzata in questi anni, a parte la fase iniziale che veniva riservata, diciamo, all'aristocrazia, quindi era un mezzo quasi, diciamo, di privilegio. Poi gli aristocratici dopo un poco non venivano più toccati, perché insomma si erano organizzati per uscire da questi meccanismi. Ci fu un condannato, per la verità, un notaio di Blasi di Castellammare, che fu condannato a morte alla ghigliottina, ma riuscì a scansarla in appello, poi si fece assolvere con l'aiuto di tanti amici, anche mafiosi pare, okay. e quindi insomma lui la fece franca. Mentre per lo più queste persone che venivano decapitate erano dei poveracci, cioè gente normale. Al più ci poteva essere un borghese, un civile, ma per lo più erano muratori, calzolai, sarti, gente comune. Quindi la ghigliottina, diciamo, al di là della rivoluzione francese, appunto quando l'aristocrazia è decapitata, divenne poi la pena per il popolino. Uno strumento per giustiziare il popolo, che loro ritenevano fosse meno cruento, meno doloroso, ma di fatto, insomma, capitavano questi inconvenienti e comunque in ogni caso era una macellazione. Senti, ho sbirciato un pochino il libro, mi dispiace ancora, non l'ho letto tutto per intero, però ho capito bene o male un po' l'atmosfera in alcuni passaggi dove tu ci fai entrare attraverso il tuo scritto. Beh, ci sono proprio dei racconti appunto della vita quotidiana di questi boia, dove vivevano, cosa dovevano fare, le autorizzazioni che avevano. Accenna, Salvatore, per Sì, io ho praticamente individuato questi boia quando vengono scelti nell'arco, diciamo, cronologico, come si muovono, e loro solitamente vivono all'interno delle carceri, vengono scelti dal direttore delle carceri quando c'è da sostituire o integrare il numero di boia, vengono sottoposti poi al vaglio dell'intendente e del procuratore generale del re. Poi alla fine venivano scelti formalmente dalla Gran Corte Criminale o Civile. Talvolta c'era anche l'avallo del Ministero di Grazia e Giustizia e anche un provvedimento del sovrano, quindi c'era tutta questa trafila. Stavano in carcere per lo più, però avevano maggiore libertà rispetto agli altri, quindi non vivevano fuori dal carcere perché comunque c'era molta diffidenza. Venivano scelti di solito quelli che avevano subito delle pene più basse oppure che ancora erano giudicabili, cioè che non erano stati condannati, perché così erano meno tentati di scappare, di fuggire, perché chiaramente un ergastolano, se gli dava la possibilità di spostarsi, perché comunque a volte bisognava che si spostassero, e si spostavano anche in grandi aree, perché chiaramente quelli di Palermo dovevano andare anche fino ad Agrigento, tutta la provincia, eccetera, eccetera, ed andavano da soli o con qualche guardia, insomma, però era facile scappare. E andavano o in carretto o con qualche carrozza o anche a un certo punto negli anni 50 con il piroscafo. Quindi pensate a questi boia che col piroscafo dei Florio peraltro, c'era un piroscafo che si chiamava l'Indipendente,
che poi durante un periodo fu chiamato, fu francesizzato il nome, Indépendant, perché c'era la rivoluzione in quel momento, 48-49, e quindi Florio, per evitare che venisse bombardato dai Borbone, cambiarono il nome in francese, cioè così può viaggiare tranquillo, perché i Florio si adattavano a tutto, insomma erano amici di tutti, al momento opportuno loro si adattavano alla situazione, e quindi questi boia che facevano questi giri. Poi venivano maltrattati, arrivavano, che so, per esempio in un paesino dell'Agrigentino, e il carceriere li trattava malissimo, li faceva mangiare male, li faceva dormire male, li buttava in cella. Cioè, queste erano le cose che gli capitavano. Ma la vita facevano non era meschini, una brutta vita davvero. E poi naturalmente rischiavano sempre il disprezzo di tutti, perché non... Quindi a loro volta, immagino, riversavano poi disprezzo nei confronti della società. Vivevano come dei miserabili, erano degli straccioni, sono proprio dei boia di infimo livello. Anche quelli, insomma, che stanno lì per molti anni non hanno quella plomb, diciamo, dei boia come Sanson, dei Blé o Pantone al nord Italia, eccetera, che erano anche delle dinastie peraltro, erano padri, nonni, figli, fratelli, lì tutti boia. Qua sono per lo più dei singoli soggetti che vengono presi, talvolta forzati, talvolta contro voglia, a fare questo lavoro. E comunque alcuni di loro, rimanendo in carica per molti anni, hanno tagliato molte teste e hanno messo sulla forca moltissime persone, perché si tratta di decine e decine di persone. E quello che poi è interessante in tutte queste cose, diciamo, al di là dell'aspetto cruento, dell'aspetto così granguignolesco, diciamo, per quanto mi riguarda, è il tema della giustizia, naturalmente, perché tutte queste cose che possono, come dire, incuriosire, anche sollecitare la nostra curiosità, anche morbosa, eccetera, a me quello che preme in questi lavori e in altri che spero di poter fare è il tema della giustizia, che per me è il tema dei temi. E lo vediamo anche in questi giorni, certo. Perché nel momento in cui non si ha attenzione per la giustizia e non si ha attenzione ai bisogni degli altri, alle posizioni degli altri, e nel momento in cui la giustizia non funziona, in questi giorni si parla peraltro di riforma della magistratura e stiamo vedendo che c'è un grande caos, posizioni diverse, difficoltà a capirsi. Mi pare che proprio oggi si parla di uno sciopero dei magistrati di Palermo, eccetera, che non oggi condividono. Venerdì, per chi ci sta seguendo in prima messa in onda. Quindi, su questo tema, Salvatore, ti disturberò, se mi permetterai, un'altra volta per affrontare proprio la tematica un po' più in maniera approfondita. E quindi, diciamo, il libro contiene quindi tutta la normativa che disciplina questi boia, come si muovono, quali sono gli organi che si occupano di organizzare le esecuzioni, quindi i procuratori. Dove lo troviamo? Nelle librerie, in tutte le librerie d'Italia. E anche online, immagino, no? Anche nelle librerie online, certo. Allora, facciamolo rivedere e poi salutiamo i nostri telespettatori. Questo è il volume che è uscito adesso. I Carnefici di Sicilia. Questo è il volume che precede, perché comunque fa parte della stessa sequenza. È una trilogia, ci sarà una trilogia, terza. c'è ancora un altro volume che io non ho portato e spero che ci sia un seguito, non più su questi stretti temi, diciamo, di pena di morte, eccetera, ma tematiche legate sempre molto all'Ottocento, che secondo me è un secolo molto importante per la nostra storia, anche se pensiamo che è il secolo in cui si è consolidata anche la mafia. E quindi, per esempio, io ho individuato anche un paio di mafiosi che sono stati decapitati in questo primo volume. Quindi, voglio dire, tutto poi si tiene, sembrano cose sganciate, peraltro proprio in questi giorni questo tema dei carnefici è venuto alla ribalta. È uscito un articolo su Giornale Sicilia in cui venivano associati i carnefici della guerra con i carnefici, eccetera. Quindi delle cose che sembrano a volte cose del passato non sono così tanto del passato, perché la violenza, purtroppo, la crudeltà, l'aggressività umana sono tutt'altro che sopite e controllate. Quindi, siamo sempre quando parliamo di violenza nella contemporaneità, quindi bisogna capire. Grazie a Salvatore Mugno per questo excursus breve ma spero intenso e significativo, anche insomma spero vi abbia incuriosito su questo percorso che riguarda la società siciliana dell'Ottocento attraverso il mondo cruento, ma da un punto di vista, non fraintendetemi, anche un po' affascinante, che è quello appunto della vita dei boia e dei carnefici che, come ha spiegato sapientemente Mugno, erano, diciamo,
considerati male proprio da tutti, da chi li nominava a chi purtroppo poi veniva decapitato o impiccato da loro. Grazie, avremo modo di leggere tutto questo elaborato, intanto appunto sono 3 libri, aspettiamo i prossimi, intanto vi invito ad andare nelle librerie per immergervi in questa atmosfera che ci farà riflettere anche su quello che succede oggi. Grazie a Salvatore Mugno. Grazie a voi. Questa è stata Res Publica Sicilia chiama Europa.